Per la 23esima giornata di Serie A femminile, Riviera di Romagna e Verona in campo allo Stadio dei Pini di Milano Marittima per un pomeriggio finalmente baciato dal sole. Veronesi alla terza partita in 8 giorni, romagnole che arrivano invece da 2 settimane di stop. Mister Longega recupera Toscano Aggio e Zorri, ma non Capitan Gabbiadini ancora in panchina. Condor Agostini può contare su Simona Sodini in attacco. Bisogna attendere il 26esimo per assistere alla prima opportunità della partita, con l'ex Federica Di Criscio che incorna alto il pallone crossato da Zorri su calcio piazzato. Poco dopo Girelli perde palla in attacco, non è fallo per il direttore di gara e parte il contropiede delle romagnole. Sodini lancia Caccamo che con un pallonetto insacca sull'uscita avventata di Oxstrom. Riviera ancora pericoloso al 38esimo, ma Caccamo in area mette in mezzo un pallone dove non ci sono compagni di squadra. Il Verona non trova sbocchi in avanti e la prima frazione si chiude con il vantaggio delle ragazze ravennate. Le veronesi partono in attacco in avvio di ripresa, ma vengono fermate nell'area di rigore in 3 occasioni per fuorigioco millimetrici. Scaligere che si fanno sicuramente preferire nel secondo tempo, anche se le conclusioni non sono molte. Al 24esimo le veronesi pervengono al meritato pareggio. Girelli dalla linea di fondo mette un pallone basso che attraversa tutto lo specchio di porta. Pini non aggancia mettendo fuori causa il portiere sulla conclusione della corrente Carissimi che da 2 passi mette in rete. Trascorrono solamente 2 minuti e Mirella Cappelloni, appena subentrata all'Agonia, dal limite dell'area riceve da Zorri sfruttando il velo di Carissimi e mette in porta il primo pallone toccato. Nonostante la dispendiosa gara infrasettimanale, sembra il Verona la squadra con maggiore benzina nel finale. Oxstrom effettua il suo primo intervento determinante al 33esimo, andando a deviare in angolo il pallone calciato da Piemonte. Nel finale la numero 1 giallo-blu salva il risultato bloccando la conclusione a botta sicura di Sodini, mentre sull'altro fronte il Verona potrebbe chiudere la partita con Mason, che però non si decide a concludere, e Zorri che si fa parare il tiro dalla Vicenzi. Le gialloblu si impongono così per 2-1 sull'ostico campo romagnolo, incamerando altri 3 punti. Sabato prossimo campionato fermo per lasciare spazio alla nazionale impegnata a Cipro. Indosseranno la maglia azzurra anche le 4 scaligere Pini, Carissimi, Di Criscio e Girelli.